cercherò di riassumere alcuni particolari molto importanti della zona di Piazza d'Armi e dintorni, sconfinando un poco nell'area della cosiddetta regione saduchessa, e quindi andando a vedere quelle che sono le cavità che poi si spingono anche oltre, cioè che dalla zona quindi di Piazza d'Armi queste cavità si allungano fino alla zona del vecchio colle di Tuvumannu e del colle di Tuvigeddu. Quindi sono partito con questa immagine dell'Ottocento che ci fa intravedere una delle tante colline di Cagliari. Una delle tante colline di Cagliari che ha dato, lo sappiamo benissimo, la pietra alla Cagliari città del sole, che tutti conosciamo, la pietra per costruire i connotati storici ma anche archeologici di Cagliari, cioè la Cagliari fenicio-punica, la Cagliari romana, pisana, aragonese, spagnolo, catalana, aragonese e via discorrendo. Insomma, tutte queste colline sono state, diciamolo chiaramente, anche aggredite con un'azione maniacale dell'uomo per poter prelevare la pietra e costruire in superficie. Ecco il perché di tanti vuoti sotto e quindi di tante cave. Dall'immagine precedente dell'Ottocento notiamo uno stacco non indifferente in una fotografia, seppure l'altra era appunto un vero e proprio rilievo, in questa fotografia che ci lascia intravedere negli anni 50 la zona della via, come potete vedere, del viale Merello, osservato dalla discesa di viale Buoncammino. Si nota già la zona che poi diventerà appunto facoltà di ingegneria, che presenta alcuni edifici o opifici sul lato sinistro, in particolar modo è già stata ampiamente aggredita dalle cave. Uso il termine aggredita per una particolarità, ecco, io sono anche appassionato della storia di Cagliari quando uso il termine aggredita, è perché sono state distrutte comunque dalle cave moderne degli anni anche 50, delle cave preesistenti, vuoi romane, vuoi medievali, comunque delle cave di una certa importanza e con dei particolari storico-archeologici molto importanti. La situazione odierna di Piazza d'Armi ci consente di conoscerla purtroppo, diciamo così, per i crolli, ed è attraverso gli stessi crolli che possiamo ributtare uno sguardo nel passato e andare in questo regno di cunicoli quasi incantato, di gallerie e di cavità sotterranee. Perché un'immagine di Tuvigeddu? Perché la zona di Tuvigeddu già nel suo nome ci riporta ad un'entità tutta vuota, tutta cava. Tuvuru a Cagliari è l'entità vuota, la cavità, il buco, la caverna. Tuvumannu, se Tuvigeddu significa grotta piccola, dovrebbe indicare perlomeno grotta grande, grandi cavità. La letteratura anche archeologica ci riporta nel passato quando degli autori, faccio un esempio, Pasquale Cugia, Vittorio Angius, Giovanni Spano, descrivono la zona dei Smirrionis come una zona di crollo di cave. Dicono che i Smirrioni sono dei monoliti di roccia dai quali è possibile salire per poter mirare, per poter guardare il panorama circostante, perché alcuni affermano, parole testuali, sono costruiti su siffatte cave sotterranee. Ecco che anche la zona di Piazza d'Armi ha appunto dei connotati che sono legati a queste, a quella cava che vedete alle mie spalle, che viene chiamata, secondo alcuni studiosi, ma secondo un po' le nostre indagini, forse non è questa, veniva chiamata Grotta del Sustidio, Grotta della Goccia. E quindi ecco, accostiamo alla natura cavernosa del colle dell'estrazione delle pietre anche l'acqua. Sustidio indicherebbe quindi la goccia, lo stillicidio. E in questa cavità immaginatevi, dato che si parla anche di storia, per i cultori della birra di Cagliari va detto che qua veniva stipata una birra nell'Ottocento che era della ditta Ferrero Barisonzo. Insomma, quanti utilizzi hanno avuto queste cavità sotterranee? Sono forse interminabili, sono stati tanti. Il muro che vedete in questa immagine è un muro costruito in periodo bellico, perché abbiamo le testimonianze di tante persone che in periodo bellico, durante la Seconda Guerra Mondiale, si sono rifugiate in questi siti. Poi su alcuni di questi siti è calato, come si suol dire, il sipario. Sono iniziati i lavori di costruzione del manto d'asfalto nel viale San Vincenzo, i lavori di riparazione delle condotte distrutte dalla guerra, costruite dalla Water Gas Company, cioè da una società che nell'Ottocento aveva creato l'acquedotto cittadino, e guarda caso alle sue condotte principali lungo il viale San Vincenzo. Forse qualche perdita idrica ha minato la stabilità del sottosuolo. È una delle tante concause che ha creato questo sottosuolo instabile che poi
fa nascere i sincoli, fa nascere le voragini storicizzabili. L'Unione Sarda parla fin dagli anni 60 di crolli, ricordo nell'87, era l'8, mi pare maggio dell'87, un crollo nella centralissima via Ismirrionis che aveva risucchiato una palazzina alla confluenza tra via Marego e la stessa via Ismirrionis.